Adescata da un ventenne che poi la minacciava di pubblicare sui social delle sue foto carpite con l'inganno, una ragazzina di 15 anni è riuscita a far arrestare il suo aguzzino segnalandolo attraverso la nuova app della Polizia di Stato, un risultato particolarmente importante che porta la Polizia di Treviso a rinnovare l'appello soprattutto ai più giovani ad utilizzare il nuovo strumento particolarmente caro ai ragazzi, ai quali si rivolge prevalentemente per accendere i riflettori su episodi di bullismo e spaccio a scuola. Dall'entrata in funzione dell'applicazione YouPoll lo scorso maggio sono state diverse le segnalazioni ricevute nella Marca, una media di 3-4 alla settimana e relative quasi esclusivamente al piccolo spaccio e al consumo di stupefacenti, segnalazioni corredate nella maggior parte anche da foto. Possono inviare delle segnalazioni prioritarie alla sala operativa del 113, inviando anche, se necessario, un breve messaggio di testo e anche allegando delle fotografie che ritengono utili ovviamente a richiedere l'intervento della volante. L'applicazione si può scaricare gratuitamente sullo smartphone ed è utilizzabile registrandosi o anche rimanendo anonimi. Il sistema, utilizzando la geolocalizzazione del cellulare, individua il luogo di provenienza della segnalazione così da consentire il pronto intervento delle volanti. L'app è nata soprattutto per le segnalazioni dei ragazzi, ma può essere utilizzata da tutti. L'idea di combattere i fenomeni di bullismo e di traffico di sostanze stupefacenti all'interno delle scuole, però ovviamente può essere sfruttata da tutti i cittadini per garantire una miglior sicurezza della propria città.